Amici di Sportisili, un saluto da Davide Sgroi dal Pala San Dognaro, una buona serata, partita fra Ficarazzi Calcio a 5, i padroni di casa in completo bianco-blu e il 3M, solito completo verde fluo, pantaloncino nero. Si sfidano oggi due squadre che hanno bisogno estremo dei 3 punti, il 3M per rimanere agganciato al treno del Palermo Calcio a 5 e dell'Athletic Club Palermo, il Ficarazzi invece per uscire dalla zona retrocessione immischiata lì insieme all'Isola e al San Vito Lo Capo, oltre alla città di Canicattì che occupa l'ultima posizione questo campionato di Serie C1 Futsal girone Sicilia. Andiamo a leggere le due quintetti titolari del 3M e del Ficarazzi. Il 3M che inizia con la rosa affaticato, poi Cottone di Ruso in porta e Rufolo in maglia numero 19. Il Ficarazzi invece che risponde con in porta Messina, poi Crivello, Poma il numero 8, Zito e Parisi. Primo pallone sarà del 3M, lo giocherà Rufolo. All'indietro aspettiamo soltanto il fischio di inizio. Ancora qualche accortezza attuata dal direttore di gara nei confronti delle due panchine. Aspettiamo soltanto il fischio, aspetta probabilmente lo scoccare della mezza per iniziare. Vai, fammi! Vai Ciccio! Guarda il cronometro, il direttore di gara impaziente come noi per aspettare il fischio d'inizio. Adesso forse si può iniziare. Inizia adesso Ficarazzi calcio a 5 contro 3M con il primo pallone giocato dagli ospiti. Gioca la rosa, giro palla da andare da affaticato Cottone, ora affaticato, sempre questa postazione si muove il Rufolo, ancora affaticato, adesso la rosa. Muove, sposta subito, prima occasione per la rosa che ha cercato la conclusione, è stato murato da Poma. Gioca all'indietro, Rufolo calcia, non c'è stata deviazione, voleva il calcio d'angolo, lo ha richiesto Cottone, non c'è nulla secondo la terna arbitrale. Ficarazzi con Poma da Crivello, ora il centrale del Ficarazzi provando sbocchi, regala il pallone al 3M, voleva servire Parisi, non c'era linea di passaggio. La rosa, Cottone, pallone deviato, gioca affaticato. Spazio per il portiere del 3M che è solito provarci da questa posizione, si alza spesso per cercare la conclusione, estremo difensore degli ospiti. Dall'altra parte ha provato a partire lungo linea Parisi, campo finito però ha sconfitto bene fuori Cottone. La rosa, punta Poma, ancora la rosa, scambia con il si ricomincia da affaticato Cottone, affaticato, gira il 3M da Virbuso, affaticato, deve andare verticale, il pallone
arriva Runfolo, 1 contro 1 con Crivello, raddoppia Poma, si ricomincia dalla Rosa. Cottone alza il lob verso affaticato, controllo con la suola, dall'alto lato la Rosa calcia, deviazione stavolta c'è da parte di Poma che ha messo il calcio d'angolo, che andrà a battere Cottone, chiamato lo schema, affaticato però non lascia scorrere, non si intendono con la Rosa, per fortuna del 3 Cottone tiene il possesso, la Rosa Cottone. Ora il capitano dei neroverdi, la Rosa sposta sinistro, poco specchio della porta a disposizione del numero 13, c'era lì, ha postato bene Messina, pallone termina fuori, riparte Parisi con lo spazio, duello fra numeri 10, chiuso Cottone. Crivello, Poma, a giocare Crivello per trovare la conclusione, facilissima per Virruso, subito a far ripartire Runfolo, sposa con la suola, va avanti, lato corto dell'area di rigore, va sul fondo, calcia forte dentro, non c'è nessuno però dei suoi compagni, ha postato bene in area di rigore per andare a battere sul secondo palo di Messina. Crivello, troppo lungo verso Poma, incredibile il pallone, e allora Runfolo a ricominciare, affaticato a girare dalla Rosa, da questo lato affaticato, tanto spazio, o qui in pieno Poma, ancora la Rosa, cerca lo spazio per andare a calciare, finta, ancora servito da Runfolo, Cottone gira, affaticato con spazio, calcia, tiro deviato, facile per Messina, che può guardare con il lancio lungo verso Parisi. E gioca corto, limite dell'aria, per il destro del Crivello, può ripartire la Rosa, che gioca bene da Cottone, è buona l'idea a cercare Runfolo, non si è realizzata però, grazie alla copertura e alla difesa del Ficarazzi, che è tornata bene in fase difensiva. La Rosa, spazio per affaticato per andare a calciare Zito, si iscrive al match, chiude questa conclusione verso la porta di Messina da parte di affaticato. La Rosa, doppio passo sinistro, ottiene il premio e non riesce ancora a centrare rispetto alla porta di Messina, l'approccio più giusto. Cottone, verticale Runfolo, sempre a fare questo lavoro da pivot, si appoggia alla Rosa che sposta sul destro, finta, poi ancora sul sinistro, è arrivato Cottone in aiuto, la Rosa, molto spazio, se l'è allungata, ripartenza di Carazzi che si può attuare, però preso bene da affaticato, non c'è più spazio di manovra. Crivello, Poma, Crivello, giro palla Parisi, verticale verso Poma, c'è spazio per offendere, è passato col destro, Parisi ci ha provato sull'uscita di Virruso, l'ha spostato bene, qui il pallone il numero 10, non è riuscito a battere verso la porta di Virruso. Cottone, la Rosa Runfolo, verticale il pallone, tanto spazio, affaticato ancora dentro da Runfolo, deviazione, calcio d'angolo, brivido lungo la schiena di Messina, già battuto il calcio d'angolo da Runfolo verso la Rosa, che prova le finte di corpo su Parisi, sposta sul destro, poi sinistro, forse ha colpito addirittura Runfolo, prova a ripartire il Ficarazzi, mettendosi bene in campo, inizio sofferente per i bianco-blu, non riescono a ripartire una trama offensiva compatta e precisa. La Rosa ha giocato da Cottone, ha faticato. La
Rosa. Ancora qui sotto da Runcolo che sposta sul destro, calcia. Risposta di Messina puntuale a mettere in calcio d'angolo. Palla adesso affaticato Cottone, l'ha trovato Runcolo, l'ha tenuto in campo in qualche modo. Poi ancora Cottone si appoggia da Virruso con calma, verticale, anticipato Runcolo, una bomba che sposta l'angolo con l'esterno, vuole cercare Sito, però non ha trovato lo spazio giusto per andare a controllare questo pallone. Trattato intanto Ricotta nel tram. La Rosa, Cottone gioca da Ricotta, primo pallone per il numero 7, spazio per la Rosa per punire, risposta puntuale di Messina. Poi primo pallone toccato dalla Targia che mette in rimessa laterale, l'ha battuto dal tram, la Rosa, bella finta di corpo, un po' ma però ha capito tutto e riparte avanti ragazzi con la puntata del numero 12 Virruso, primo ottimo intervento della sua partita a negare il vantaggio a Poma che era ripartito bene, poi con la punta stava per punire la prima grande occasione per il Ficarazzi di partenza. Che livello dalla lunghissima distanza, pallone completamente sballato, dall'altra parte Ricotta, raddoppiato la Rosa, affaticato Cottone, dentro spazio per Ricotta, triangolo eseguito e vantaggio 3M, azione da PlayStation di Ricotta e Cottone, 1-0 per gli ospiti che la sbloccano dopo tante azioni, dopo aver passato la maggior parte di questo primo tempo dalle parti di Messina, dopo la prima grande occasione del Ficarazzi e la risposta di Virruso la sblocca invece il 3M dall'altro lato, 1-0 dopo 7 minuti di questa prima frazione di gioco hanno sbloccato i neroverdi. Bellissimo lo scambio tra Cottone e Ricotta in area di rigore, subito è entrato bene l'attaccante in maglia 27 del tram che ha faticato, gran giocata calcia, deviazione, voleva il tocco Ricotta che era posizionato bene, preferiva andare a calciare, ha faticato e adesso viene servito proprio da Ricotta. Da questo lato la Rosa con il piede, risponde Messina, poi al volo affaticato. Fuori, cerca di bastire con un'azione lui a Ficarazzi, il tram adesso pressa forte, pressa tanto. La partita è già in salita per la squadra di casa. Ricotta tenta di girarsi, tocco da questo lato verso affaticato, troppo lungo però il passaggio verso il difensore. Assolutamente agisce davanti a Virruso che si era spostato in zona offensiva. La Rosa sposta e gioca da Cottone, voleva andare ad attivare di nuovo la connection con Ricotta, stavolta viene fermato bene in scivolata dalla Targia. È entrato intanto anche Riesi nel Ficarazzi, gioca affaticato, sbaglia tutto, la Targia recupera e riparte, Virruso che ha risposta col Poma con la punta, la Rosa a porta vuota ma ha rischiato tantissimo, il 3M con affaticato che forse ha regalato quella rimessa laterale per ripartenza del Ficarazzi, qui anche Crivello 2 volte, virgola ancora, c'era Poma tutto solo e è riuscito a trasformare il tiro svirgolato di Crivello in un assist. Ancora Ficarazzi che adesso ci crede, si è acceso il Poma, steso, l'ha faticato, che sa
di averlo commesso questo fallo prende il giallo meritato, perché ha fermato un'azione potenzialmente pericolosa per sta a terra, ma nulla di grave per lui, tanto Faticato è uscito dopo aver preso giallo, è entrato Palazzotto, vedete già pronto accanto al palo di Virruso. Palo! Si incarica della punizione Riesi. Una corsa molto lunga, non lo vedete sotto la nostra postazione. Punizione pericolosissima per Virruso e il 3M. Carica Riesi. Forte! Voleva andare a punire sul primo palo di Virruso, che però era ben coperto da Ricotta e La Rosa. Ancora deve battere il limite dell'area. Si trova sempre Crivello. Fuori area. Deve però aggiustare la mira fino a questo momento il numero 2 ci sta provando e riprovando. Niente da fare per ora per il centrale del Ficarazzi. La Rosa bastisce nuovamente l'azione offensiva, il 3M con il giro palla tra La Rosa, Cottone e Palazzotto, che passa in qualche modo, gioca per Ricotta, non c'è stata deviazione, anzi sì, la laterale è per il 3M, stava già battendo Ricotta perché La Rosa era da solo in ottima posizione per calciare. Bellissimo il gesto di fair play di Ricotta qui, andare a riconsegnare il possesso palla al Ficarazzi, perché sapeva che la nostra laterale non era sua, come consigliatogli dalla Rosa. Qui si addormenta Cottone, ma si gira, battuto a rete la targia, ovviamente a gioco fermo. Cottone sbagliato tutto in questa occasione, adesso cerca di rifarsi, ancora lui con il numero 10 a toccare all'indietro proprio dalla Rosa, sempre in surplus, sempre a puntare Crivello, sposta sul destro per cercare lo spazio per punire. Attenzione, che sappiamo quanto può far male. Qui gran palla per Ricotta che passa, risposta super di Messina che alza il muro e dice no al raddoppio del 3, mettendo dall'altro lato la targia, forse toccato duro Palazzotto, non c'è nulla. Ricotta prova da casa sua, male però completamente svirgolato il destro dell'uomo che insieme a Cottone ha condito il gol dell'1-0. Qui però Messina fondamentale per il Ficarazzi, grande intervento su Ricotta. L'altro Torriesi ad accelerare, ancora sul fondo Palazzotto lo chiude, tanto spazio da questo lato ancora per Crivello, sarà già la quinta conclusione che tenta il numero 2, non riesce però mai a centrare lo specchio della porta, sta soltanto prendendo le miture. Intanto dall'altra parte Ricotta, grandissima giocata in mezzo a due, chiede il giallo, forse Palazzotto, non arriva però la sanzione per Riesi. Intanto cambio, entra Zangara al posto di Crivello, punizione per il 3M. Batte il numero 8, carica destro, risposta di Messina che si stende e mette fuori limite dell'area. Ancora La Rosa, gran crocchetta, se l'era inventato La Rosa, risposta prima di Zangara, poi di Messina, ha preso un colpo il numero 4 che però ha salvato il gol del 2-0 dopo una grandissima giocata di La Rosa.
Pallone restituito al Ficarazzi e si può giocare. Messina lungo, verticale, a cercare Poma che si è staccato bene alle spalle di Palazzotto, aveva trovato ancora una volta lo spazio ma non riesce ancora ad incidere il numero 12 che però si muove bene. Batte la targia, Zangara, spazio per andare a calciare, Poma che ha preso il difensore. Poi Palazzotto, il rischio dell'ultimo uomo, la targia non si appoggia, va sul mancino, non calcia più, ha perso il tempo. Il numero 7, poi Palazzotto rischia di complicarsi la vita, si salva per sua fortuna e guadagna rimessa laterale. La Rosa a puntare Riesi, gran palla per Ricotta che si è mosso alle spalle della difesa, era stato toccato da Zangara, non si è voluto forse buttare Ricotta con tanta onestà, poi va giù, tocca il pallone con il braccio, è giusta allora una punizione in zona offensiva per il Ficarazzi, zona difensiva per il Ficarazzi, scusate, però l'ha già persa lo stesso trend. La Rosa con spazio gioca sul Cottone, chiesto il triangolo, Palazzotto calcia, si arrabbia Cottone che voleva chiusa la triangolazione. Zangara bene col gambone a chiudere in rimessa laterale, si riparte da Virruso e La Rosa. Sicuramente lui l'uomo che può inventare qualcosa all'improvviso per il tram come al solito, e infatti ci prova da tutti i lati con la punta, palla deviata, calcio d'angolo. Chiama lo schema addirittura Virruso dalla porta, servito Palazzotto, tanto spazio per lui, non calcia, si ritorna da Cottone e poi La Rosa per il 13. Il Ficarazzi però è messo bene in fase difensiva, non ci sono spazi. Cottone forse è stato toccato duro, Palazzotto da Zangara, non l'ha visto il direttore di gara, un colpo forse a distanza fra il 4 e l'8, probabilmente involontario. Chiariscono però il fatto sta che il direttore di gara non ha visto e non ha avvisato nulla. Cottone e Palazzotto ancora a sfilare Zangara, si ritorna a Cottone, Palazzotto alza il pressing il Ficarazzi, Palazzotto rischia, Cottone gioca e gestisce, su un colpo Cottone da Riesi. Rosa giocare da Cottone, lasciato lì il possesso, solita crocchetta di La Rosa che la sposta sempre benissimo, poi Ricotta con la punta, risposta di Messina, o forse allarga troppo il braccio Ricotta su Parisi che è appena rientrato in campo. Per fortuna niente di grave per il numero 10. È entrato intanto anche Calandra per il Ficarazzi e va a fare la boa lui. Poma prova a spostare sul Cottone, lo chiude il numero 10. Calandra palla verso di lui. Rosa però per scorrere bene. Ancora il numero 13. Gioca da Ricotta che punta l'avversario, va dentro, pallone passa, poi due volte rimpallo addosso a Lucchese, palla che termina in rimessa laterale. Zangara non gioca avanti, Parisi sì, vuole mandare da poco, il russo però ha fatto buona guardia.
poco il direttore di gara con La Rosa e Calandra, che però sembravano abbastanza tranquilli. Forse ha visto qualche colpetto a distanza, il direttore di gara non consentito. Si riprende La Rosa, Cottone cerca e chiede il tocco per andare a calciare, ne perde l'attimo. Lucchese gioca da Accetta, primo pallone della sua partita, sinistro, risposta di Messina, sempre impensierito dall'offensiva del Trem. Si sta però facendo trovare sempre attento il numero 30 in maglia gialla. Qui Cottone, deviato il suo destro da Zangara, e sempre rimessa laterale in zona offensiva per il Trem. Si muove sul secondo palo Lucchese. Cottone appoggia l'Accetta, finta di calciare, non c'è lo spazio, ancora Accetta. La Rosa fa muro Lucchese per dargli lo spazio per andare a calciare, non calcia più poi La Rosa, forse toccato da Calandra, non c'è nulla, ancora Accetta. La Rosa pressato alto da Calandra, quasi lo sfida in un duello 1 contro 1. Ancora La Rosa, sposta col mancino, mette fuori. Lo vedremo spesso nel corso di questa partita, duello Calandra-La Rosa. Zangara avanti proprio da Calandra, che fa la sponda col destro Scalavino al primo pallone della sua partita. Va troppo in diagonale però il destro del numero 6, è time out chiamato, che ha sicuramente qualcosa da aggiustare, più forse dal punto di vista offensivo che difensivo, perché le occasioni la squadra di casa le ha avute ma non è stata cinica dalle parti, ha sfruttato poco invece tutte le azioni offensive che ha avuto il Trem nelle parti comunque di un attento Messina. C'è la Targia che fa quasi allenatore aggiunto e consigli ai suoi compagni. Entra adesso in campo le squadre. E si può ricominciare. La Rosa. Ancora Cottone, La Rosa spende via. Lucchese ha provato il pallone in diagonale proprio verso La Rosa, ed è passato, poi Parisi sbaglia la giocata, Birruso verticale proprio da Lucchese, stop e tocco La Rosa che va da Cottone. La Rosa, Nolu, Accetta, lascia lì proprio per il 13 che prova la botta forte, non precisa però. Scalavino, Zangara, Calandra cerca sempre di trovare lo spazio nei confronti di La Rosa, fa ottima invece una sponda di Parisi verso Zangara, misura però difensiva da parte del Trem. Scalavino, c'è lo spazio per andare verticale da Calandra, Parisi cerca lo spazio per andare alla conclusione. Lucchese a respingere, Zangara avanti, ma forse Calandra lo spazio alle spalle di Cottone, l'aveva trovato.
Gioca, accetta e prova la conclusione. Messina subito a ripartire. Lucchese porta il primo pressing. Poi in questa postazione gioca Calandra. Zangara gira il Ficarazzi per cercare lo spazio. Parisi si va forse a chiudere sul suo angolo, cerca di trovare lo spazio, va avanti da Calandra. Cottone bene in anticipo e in pressing a chiudere su Calandra. Ottima la chiusura del capitano e numero 10 del 3M. E poi punizione proprio per i neroverdi, c'è già la rosa sul pallone. Carica il 13, provato raso terra. Messina attento, Parisi cerca lo spazio, è passato, ancora Parisi in mezzo a 3, anche con il rimpallo sulla rosa. Poi deve tornare da Zangara che va a lungo cercare la lotta tra Sito e Runfolo, persa poi adesso il pallone attento, la rosa verticale, Runfolo mette il colpo su Zangara, poi Lucchese si appoggia dalla rosa, ancora Runfolo, spalla la porta, stavolta la sponda è sbagliata verso Cottone. Scalavino verso Zito, Lucchese non arriva, sempre lotta là davanti fra Runfolo e Zangara. Ciccio scala la copertura, Ciccio scala la copertura però, ora Ciccio. Bel duello fisico. Lucchese. Continua Ciccio, continua Ciccio. Forse è troppo poco, sì. Perché ha commesso fallo il numero 6. Buono Ciccio, buono. Quinto fallo del Ficarazzi che adesso deve fare attenzione. Richiamo anche per la panchina, probabilmente per un dirigente che gioca il 3M con Cottone. La rosa, Lucchese, con Cottone, la rosa, uno contro uno con Sito, perché è l'ultimo uomo. Lucchese gioca sempre facile, ma qui Cottone sbaglia. Parisi sono incrociati probabilmente Runfolo e Scalavino. Non ravvisa niente però il direttore di gara. Niente fallo per il Ficarazzi quando mancano 3 alla fine. Ma attenzione perché il prossimo fallo del Ficarazzi è tiro libero per il club. Da lì sappiamo che la rosa può far male. Gioca proprio lui da Cottone, verticale, Runfolo gira, ha trovato il tunnel su Parisi. Bene la rosa, si accentra e gioca. Runfolo con la punta, risposta di Messina. Batte Cottone, c'è lo spazio per la rosa, ancora Cottone, chiesto il triangolo, non passa, Scalavino a ripartire, Scalavino con lo spazio, sposta, Scalavino, Virruso rimane in piedi e dice no alla giocatona del numero 6, dall'altra parte la rosa calcia. Adesso si sono forse un po' perse tutte le tattiche in questo fine primo tempo. Pilocchiese chiude bene, la rosa tenta la buca d'angolo in mezzo alle gambe di Zangara. Messina è attento, si allungano le due squadre, accelera Parisi, mette il corpo al pallone, non era uscito e allora c'è calcio d'angolo per il Ficarazzi. Si era fermato Runfolo pensando che il pallone fosse terminato fuori.
ma in realtà c'è calcio d'angolo per il Ficarazzi, chiamato però il time out e caricato Runfolo di un giallo che sicuramente peserà da qui fino alla fine della partita. 2 minuti per il Trem adesso per cercare il tiro libero, sarebbe d'oro per magari pensare di poter andare sul doppio vantaggio alla fine del primo tempo. Tutti da vivere, e calcio d'angolo Ficarazzi che sembra aver preso un po' di coraggio rispetto ai primi minuti dove ha sofferto di più. L'ingresso di Scalavino ha sicuramente aiutato. Gioca Parisi, c'è un oggetto in campo dover levare, adesso si può. Parisi, secondo palo, Zangara carica, la tocca quel tanto che basta per non far calciare bene il numero 4, verticale il pallone verso Zito, sposta ottimo per Parisi, meno il tocco del numero 10 per Scalavino. Cottone affaticato per in campo questo ultimo minuto e 40. Cottone, gran spazio per Affaticato che l'aveva trovato lo spazio alle spalle della difesa del Ficarazzi, si era inserito alla grande, poi Zito chiedeva la rimessa dal fondo, non l'ha ottenuta. Secondo palo, La Rosa si coordina al volo, complicatissimo andare a battere così. Avanti il pallone, Parisi difende, appoggia da numero 10. Ragazzi parte Parisi il calcio d'angolo, dentro forte, deviazione, Cottone si deve il pallone a disposizione di Runfolo, ha faticato La Rosa. Faticato Runfolo, si appoggia a Cottone. Secondi alla fine di questo primo tempo, 50 secondi per la precisione. La Rosa non affretta il Trem, affaticato ancora La Rosa, il possesso è tutto nero-verde per questo fine primo tempo. Ancora La Rosa, non c'è spazio, affaticato, missile terra-aria, risposta perfetta e puntuale di Messina che mette in calcio d'angolo. 35 secondi e corner per i neroverdi. Cottone appoggia proprio lì per Affaticato, poi Zangara, il pallone rimane lì, ancora il 4 a chiudere. Cottone, secondo palo, non si intende con La Rosa che però riesce a tenerlo. Scorrono i secondi, vuole spingere La Rosa, Affaticato, prova la finta con la suola scivolata ancora di Zangara che è entrato molto bene in partita. Affaticato, secondo palo, La Rosa, stop, quasi gliela ruba Scalavino, sì, contropiede, Scalavino, 12 secondi alla fine del primo tempo, l'ha pareggiato il Ficarazzi. E questo dal punto di vista del morale è un gol pesantissimo, ambo le parti, perché era tutto quello di cui aveva bisogno il Ficarazzi per andare al riposo, invece tutto il contrario per il Trem che invece cercava il tiro libero e il raddoppio. La pareggiata! Zito, ma Runfolo, battuta e frigobar all'incrocio dei pali, incredibile il gol del numero 19, non se ne è accorto nessuno, non me ne sono accorto io, non se ne è accorto Messina, se ne è accorto soltanto Runfolo che ha scaricato
con potenza, un missile sotto l'incrocio, non è successo nulla. 2 secondi, Runfolo non ha fatto capire niente a tutto alla Sport. Incredibile, il destro del 19 con quanta forza ha scagliato alle spalle di Messina il 2-1. Mamma mia, spavento per il 3M, che comunque va a riposo sul 2-1. È ormai finito il tempo. Al tiro di Scalavino arriverà il fischio. Anzi no, tira Zangara. Forte, preso in pieno Runfolo e finisce qui. La prima frazione di gioco, si salva il 3M dall'andare a riposo sull'1-1 Runfolo. Un gol capolavoro. Ci vediamo fra pochissimo col secondo tempo. Da Sportisili a Mister Boncore. I suoi ragazzi hanno messo grande impegno e grande determinazione, soprattutto nella prima parte del primo tempo, in cui sono riusciti anche a mettere sotto gli avversari fino al momento dell'Eurogol che ha sbloccato il match e che ha messo, diciamo, la situazione in discesa per gli ospiti. Però grande prestazione dei suoi ragazzi. Sì, io nonostante si guarda il risultato, sono contento della prestazione dei ragazzi. Oggi naturalmente incontravamo la prima della classe, dove c'era tanta qualità dall'altro lato, e io ho un gruppo di ragazzi che stiamo facendo un percorso di crescita e vedo una crescita costante nel lavoro e tutto. Oggi, nonostante il risultato, esco forte di questa prestazione che ci serve per affrontare il futuro, e io penso che lavorando così, come lavorano questi ragazzi durante la settimana e la domenica con queste prestazioni, io penso che sarà duro incontrarci per gli altri. I risultati sono sfavorevoli, però è obiettivo che la squadra non molla in nessuna partita e vende sempre cara la pelle. Sì, c'è una squadra giovane, una squadra, figurati che oggi vedere un 2008 in porta, che forse in tutta Italia in eccellenza non esiste, è anche un motivo di orgoglio mio e di questi ragazzi per come lavorano durante la settimana. Sapevamo che avevamo di fronte, con tanta umiltà abbiamo affrontato l'Atletico e niente, infatti ho elogiato i ragazzi là dentro e siamo convinti della prestazione che è stata. Miglioriamo di partita in partita, solo che non c'è più tempo, adesso abbiamo bisogno di fare punti. Sì, come abbiamo detto alla vigilia, ovviamente era importante ripartire bene, ripartire con voglia, ripartire con fame di ritornare alla vittoria. Credo che comunque la prestazione è stata condita pure da questo, perché alla fine, sai, è facile dire la prima contro l'ultima, ma credo che il Lascari ha giocato la sua onesta partita, ci ha messo tutto. Queste gare devi essere bravo a farle diventare facili. Ci siamo riusciti dopo il vantaggio, dopo il gol dell'1-0, non ci siamo abbassati, abbiamo giocato sempre della metà campo e questo comunque è frutto di determinazione e di voglia. E adesso bisogna continuare a guardarsi bene le spalle dagli attacchi del Gela, che non perde colpi. No, noi dobbiamo guardare a noi stessi. Domenica abbiamo questa partita e si sa, il campionato non deve guardare mai dietro, ma deve guardare sempre gara dopo gara. Domenica ci sarà questa partita che affronteremo come abbiamo affrontato tutte le altre, quindi né più né meno, e dobbiamo mettere tutto quello che mettiamo sempre tutte le partite e poi tireremo le somme. Adesso concederà un giorno di riposo ai suoi o sarà subito testa alla prossima partita della domani? Non c'è da cambiare nulla. Domani i ragazzi hanno un giorno di riposo, riprenderemo martedì come sempre abbiamo fatto, come facciamo tutte le settimane, quindi non c'è da cambiare nulla e c'è solo da continuare a fare quello che stiamo facendo. Quindi poi ovviamente, ti ripeto,
se tutto quello che fai lo fai bene, lo fai nel modo migliore, i frutti e i risultati arrivano. Benvenuto a Roberto Crivello. Dunque, l'esperienza di Roberto Crivello al servizio dell'Athletic Club Palermo. Anche grazie a te la tua squadra è riuscita ad arginare tutte le manovre offensive dell'Ascari e ha portato a casa una vittoria meritata attraverso una prestazione concreta, riuscendo a ottenere il massimo risultato col minimo sforzo. Grazie intanto, sì, siamo contenti, abbiamo preparato la partita molto bene in settimana e queste partite le devi sbloccare, siamo stati bravi e fortunati a sbloccarla subito e quindi poi la partita è andata in discesa. Continua il testa a testa col Città di Gela, 0-3 vince l'Athletic, 3-0 risponde il Città di Gela. Sembra un duello che durerà fino al termine di questa stagione. Sì, sicuramente durerà fino alla fine e poi vedremo chi sarà più forte. E adesso, in vista della prossima sfida, la squadra deve caricarsi al massimo per raggiungere una vittoria che potrebbe fungere da spartiacque in vista del momento decisivo per questa stagione. Sì, noi adesso ci riposiamo e poi da martedì pensiamo al Gela, però il campionato non finisce domenica, sicuramente sarà una partita importantissima dove tutte e due le squadre vorranno vincere, però ripeto, il campionato non finirà domenica.
Sono orientate adesso in campo le due formazioni con il parziale che vede il Trem in vantaggio per 2-1 sul Ficarazzi, un finale di primo tempo folle con i padroni di casa che pareggiano a 40 secondi dalla fine del primo tempo e gli ospiti che vanno di nuovo in vantaggio con una bomba di Ruffolo a 10 secondi dalla fine del primo tempo. Si può ricominciare, gioca il primo pallone la squadra di casa in completo bianco-blu. Parisi Poma, giro palla e costruzione dal basso per il Ficarazzi che approccerà probabilmente con qualche accortezza tattica in maniera diversa questo secondo tempo. Parisi, dall'altro lato gioca Crivello, ancora a portare palla il numero 10 Sito, lo pressa alto Rufolo, Tomo, si stacca Parisi per giocare Crivello, ancora Parisi, a volta Palazzotto però alza il pressing insieme a Cottone che chiude in rimessa laterale. Corto Parisi con il rischio per Crivello che si va a chiudere, Messina per rientrare fra i pali, Crivello gli dà il tempo, ancora il numero 2 a giocare, fallo chiamato contro Crivello e quindi a favore di Cottone e del Trend, le tante proteste dei padroni di casa. Lascia lì Cottone, Rufolo gioca per Cottone, senza distanza, ha giocato comunque Rufolo, Cottone poi non ha controllato bene, Sito, spalla alla porta, lo chiude Rufolo, laterale Trend, Palazzotto, La Rosa, Cottone, si è allargato per cercare lo spazio per esplodere il suo destro. L'abbiamo visto bene alla fine del primo tempo, ha provato La Rosa, murato, Palazzotto, ancora La Rosa, finta di corpo su Parisi, raddoppiato, si deve appoggiare a Cottone, Rufolo, tanto spazio per andare alla conclusione. Deviazione e rimessa laterale. Non per Palazzotto ma per Virruso, lo spazio, pensa alla conclusione, il numero 2 pallone che termina poco all'angolo alla sinistra di Messina. Poma punta e sfida Rufolo, Palazzotto Cottone, gioca da questo lato Palazzotto, La Rosa, tanto spazio per puntare e invece va a calciare con la punta, risposta sul gambone di Messina. Palazzotto, La Rosa, Cottone, duello fra numeri 10, non va puntare Cottone, ma giocare dalla Rosa, scambiano sempre i due. Rufolo, Palazzotto rischia tanto l'ultimo uomo, Poma gliela ruba, Poma col destro, Virruso, gran risposta del portiere del Trem, calcio d'angolo, ma così all'improvviso si sveglia il Ficarazzi che può punire da un momento all'altro. Parisi, Cottone non passa, il pallone passa invece sì per Sito, ancora Parisi, sinistro, Sito davanti a Virruso, non vede passare il pallone, il portiere del Trem l'ha pareggiato il Ficarazzi con un
tutto da rifare per il Trem. E la cosa che prova subito, doppia crocchetta, poi Palazzotto dentro dal Ruffolo, doppio rimpallo, Ruffolo leva il pallone dalla disponibilità di La Rosa che stava andando subito a calciare. Ancora La Rosa, Palazzotto! Ruffolo aveva attaccato la porta, non era rimasto per lo scarico, avrebbe appoggiato a porta vuota con tantissima facilità l'attaccante in maglia 19. Fatto sta che Ficarazzi fatto benissimo questa seconda frazione di gioco con il mancino diagonale di Parisi che ha pareggiato la partita. Crivello verticale, Sito stavolta è stato mangiato da Cottone, 2 volte Cottone, pericolosissimo, lì il possesso, si è fermato stavolta Zito. Si rigioca dalla Rosa, verticale il pallone, Ruffolo stavolta mangiato da Crivello, ancora Zito a lottare sul Ruffolo, riconquista, poi lotta con la Rosa, 2 volte arriva Parisi a chiudere ogni discussione, non mettere in rimessa laterale, altro possesso per il Trem, imbastisce Cottone, rischia ancora l'ultimo uomo su Poma, sposta ancora il numero 12 per andare alla conclusione, stavolta chiude Cottone, Ruffolo mette il corpo, il passo, andare a ripartire, si arrabbia tanto Poma, il direttore di gara, perché voleva lui la rimessa laterale, però è stata assegnata probabilmente al Treno. Ruffolo all'indietro e gioca la Rosa, doppiato, chiuso da Parisi in rimessa laterale, ma adesso è tutta un'altra partita. Il Ficarazzi ha approcciato bene questa seconda frazione e non ha paura a ripartire, a sfidare alto il Trem come in questa occasione con Poma. Virruso risponde e mette in calcio d'angolo, ma adesso il Trem deve fare attenzione, soprattutto quando perde palla in costruzione, perché il Ficarazzi riparte benissimo. All'indietro il pallone verso Crivello e calcia ancora, ci prova sempre quando ha un po' di spazio il numero 2, deviazione di Ruffolo. Scalavino, calcia lui, Virruso tiene lì il pallone e chiede ai suoi di salire, forse vede un po' di difficoltà in questo momento della partita per i neroverdi. Palazzotto, La Rosa, spazio per il 13, se lo tiene sempre bene, poi Palazzotto non calcia, sposta ancora sul sinistro, Palazzotto gioca con la sua dalla Rosa, mi amico sul fondo ha preferito giocare dal suo fantasista. Ancora qui Palazzotto a spostare, Ruffolo ancora a mettere dentro, Palazzotto fa scorrere, tocca per Cottone che mette sul destro, forse toccato duro, Ruffolo calcia. Troppo alto, troppo forte il destro del 19. Mister Giacalone si rigioca la carta ricotta che tanto era stato importante nel primo tempo per sbloccarla, e aveva avuto anche altre 2 occasioni sul suo destro, il numero 27, ben sventate poi per una Messina. Parisi, Scalavino, ancora Crivello, non lascia a Scalavino, ma è andato avanti a cercare Poma, ha già battuto Cottone. Palazzotto
La Rosa cerca lo spazio per andare a calciare, ma il Ficarazzi è murato bene lì al limite della sua area di rigore. Palazzotto poi cicca un po' il destro e mette fuori lungo il pallone, la testa, poi la Rosa sposta benissimo su Poma, il 13 su 12 e riporta, provata la fine di corpo, Poma ruba, riparte Poma, campo aperto, Poma, appoggio per la Targia, la ribaltata al Ficarazzi, all'improvviso sempre a inseguire, adesso non è più così, sono avanti i padroni di casa che sono entrati, continuano a ripetere alla grande in questo secondo tempo, sono riusciti a sfruttare tutte le palle perse dal Trem e in ripartenza a punire sempre Virruso benissimo. Poma ancora una volta a recuperare, a ripartire, 3-2 Ficarazzi e il Trem dal 2-1 si ritrova subito 3-2 sotto, ma ancora come è successo dopo il gol del pareggio del Ficarazzi sull'1-1 nuovamente 3-3, in quanto un secondo ha pareggiato Ricotta. È incredibile, sembra un film, sembra forse una barzelletta. Il Trem 2 volte, prima con Runfolo alla fine del primo tempo e adesso con Ricotta è andato a pareggiare 2 gol nel giro di 2 secondi in risposta ai gol del Ficarazzi. Dall'altra parte intanto Poma stava andando a fare di nuovo 4-3. È una partita bellissima, senza esclusione di colpi, doppio rimpallo qui, Scalavino stava per andare a battere a porta sguarnita con Virruso a terra e time out chiamato dal Ficarazzi, che fa respirare gli uomini in campo, ma fa respirare anche me, perché qui c'è un gol ogni 2 secondi. Che partita, 3-3, proprio come è successo alla fine del primo tempo con il 2-1 di Runfolo. 2 secondi dopo il gol del pareggio del Ficarazzi, ancora una volta si fa trovare disattenta la squadra di casa, e forse galvanizzata dal gol del momentaneo vantaggio si va subito a riprendere da Ricotta, che, lo ripetiamo, è ancora una volta importantissimo per mister Giacalone, perché entra e fa gol, mette di nuovo lo zampino come aveva fatto all'inizio della partita quando ha chiuso il triangolo in Cottone per sbloccarla. Adesso mette dentro il gol del 3-3. Non si arrende il Trem, non si arrende il Ficarazzi, si può ricominciare con subito il destro di Poma e la risposta di Virruso, aiuto dal palo, dall'altra parte la Rosa da spazio, stava per servire Ricotta, la Targia, risposta perfetta, puntuale a chiudere il diagonale di La Rosa con Ricotta che sarebbe andato a calciare a porta vuota. Grande intervento del capitano in maglia 7. Si appoggia la Rosa del Palazzotto, si è alzato Virruso che vuole andare alla conclusione, no, è una finta. Ricotta si appoggia ancora Palazzotto, giro palla, la Rosa calcia, deviazione, la Targia perde forse un tempo di gioco, Poma anticipato, Ricotta sposta, ancora la Targia a lottare e vuole andare in destra laterale. Ritmi forsennati, non sappiamo come potrà finire questa partita. Come Virruso, dall'altra parte si alza Messina che serve Poma, è uscito Virruso da una parte e dall'altra, giocano anche i portieri attivissimi in campo, il 30 e il 2. La Targia verticale, Poma vince il rimpallo, ancora il numero 12 premiato per come ha approcciato il secondo tempo, puntualissimo, sempre in ogni contrasto, in ogni recupero palla e di nuovo avanti. All'improvviso il Ficarazzi con Poma che sta facendo un secondo tempo da 10.
in pagella, il numero 12 schierato nella seconda frazione del gioco, la prima punta, di nuovo tutto da rifare per il 3M, ma questa partita non ha mai una fine, può finire in tutti i modi. Ancora il 3M a pressare, si abbassa di nuovo il Ficarazzi a coprire la porta di Messina, la Rosa dentro, rimpallo, Cottone mette il corpo, tunnel sulla targia, passa affaticato, gioca da Ricotta dentro, doppio rimpallo affaticato, ancora una volta spazza via il pericolo la targia. Adesso è questa la partita che forse deve fare il Ficarazzi, cercare più e più volte la ripartenza, perché ha visto che può far male. Qui Messina in risposta bene sul destro forte affaticato, Scalavino si complica la vita, Ricotta riconquista, la Rosa non calcia, affaticato, fare il numero 6, la Rosa, puntato Scalavino, non c'è spazio per calciare, il Ficarazzi sempre molto quadrato in fase difensiva, verticale, Ricotta affaticato, cerca la conclusione, ma tutte queste conclusioni al limite non sono quasi mai passate. Ancora cercare il giro palla la Rosa, ancora cercare lo spazio, Ricotta ha appoggiato proprio per la Rosa, troppo centrale per Messina, adesso ha alzato il pressing il 3M, la targia ha passato, ha alzato il muro e ancora la Rosa, steso, messo giù dalla targia che deve giustamente sprecare e prendere il cartellino giallo troppo importante, questo ripiegamento difensivo per il numero 7, perché la Rosa si era involato in 1 contro 1 con Messina, c'era anche Ricotta da servire a porta vuota, risponde puntualissimo, la targia attento, molto saggio, fatto sta, prende il giallo e punizione dal limite per il 3M. È sempre pericolosa però questa punizione per la squadra di casa, e sarebbe importante per gli ospiti pareggiarla ora. La Rosa appoggia, affaticato, svirgola totalmente il destro. Manca ancora una vita e questa partita sembra avere 200 finali diversi, tutti possibili, perché abbiamo visto ogni cosa accadere. La Rosa allarga, Cottone dall'altro lato, affaticato, spazio, Messina risponde bene, calcio d'angolo, affaticato, lob all'indietro, la Rosa a puntare la targia, Cottone si allarga, la Rosa va da solo, doppia finta sul Poma e la targia, è faticato sul fondo, dentro il pallone, c'è soltanto Crivello lì che quasi se lo fa solo, andando a centrare in pieno Riesi e si trovava lì per puro caso, preso in pieno, si è salvato però ancora una volta il Ficarazzi, batte Cottone, deve essere attento ai secondi che passano, affaticato Messina 2 volte e poi in presa alta il colpo di testa di Ricotta. Poma adesso rifiata un poco il Ficarazzi con il possesso palla, Riesi però non la gestisce, come non detto ancora aumenta il forse del 3. La Rosa sposta, la Rosa l'ha mandata al barro Riesi, poi con la punta Crivello chiude il calcio d'angolo. Sta faticando adesso il Ficarazzi, non riesce più a ripartire nei primi 10 minuti di questo secondo tempo in cui ne ha fatti 2, anzi 3, scusate. Cottone punta Riesi, affaticato, tocca verso il Ricotta, ancora lui dentro affaticato, rimpallo, pallone è giocato verso la targia e però non riesce a servire in maniera puntuale Poma. Forse dovevano essere invertiti i ruoli, perché Poma
in questo ruolo di assist man. Sta facendo molto bene anche in fase di ripartenza. Ci ha provato intanto Riesi con l'esterno destro. Pallone però ha preso il muro alle spalle della porta di Virgoso. Ciccia diagonale, La Rosa, saltato Riesi, dentro! Dentro! È sempre la Rosa a fare la differenza, facilissimo. Per Ricotta che deve soltanto mettere il piedone e 4-4 non muore mai il Trem. Come il Ficarazzi l'ha pareggiata, la squadra ospite. Ancora Ricotta, puntuale, lì dove è importante metterla dentro, quando è importante far gol, affaticato, ammonito e attenzione perché la panchina si lamenta perché è forse il secondo giallo per il numero 6, forse un po' eccessivo questo giallo. Fatto sta che arriva il rosso per affaticato e allora era proprio questo quello che non avevamo ancora visto, rosso per affaticato. Il Trem adesso si trova uno in meno. il giallo o il fallo? Fallo, sembrava fallo, giallo forse un po' eccessivo, soprattutto se si tratta di un secondo giallo, ma il Trem ha appena pareggiato e che cosa succede? Qualche secondo dopo un altro evento che cambia totalmente la partita, è incredibile. Adesso dovrà giocare 2 minuti, uno in meno il Trem, a meno che i Ficarazzi non vada nuovamente in vantaggio. Tante sono le proteste nei confronti del direttore di gara, increduli i giocatori in campo. Tante proteste anche dalla panchina del Trem. Fatto sta che ha faticato, è stato espulso, doppio giallo e allora il Ficarazzi ha un'occasione ghiottissima per riportarsi in vantaggio. Adesso è super importante. Batterà Riesi. Carica il 9 con la punta. Per il pelo Ricotta, poi rovesciata. Cottone facile, rischia tanto. Poma! Fa subito il 5-4. Poma che sicuramente si merita in questo momento la palma di migliore in campo. Fa lui la differenza del Ficarazzi come Ricotta fino a questo momento. Dall'altro lato 5-4 ha punito ancora una volta Poma, ma un altro, l'ennesimo pallone perso in fase di uscita dalla propria area di rigore per il Trem e nuovamente fa male il Ficarazzi. 5-4 ancora una volta con Poma, però torna sul 5 uomini pari in campo con Lucchese che trova subito il destro che stava per far male a Messina, ma si è riportato avanti il Ficarazzi e attenzione perché siamo di nuovo a 5 falli commessi per scusate ho visto un po', scusate, come un euro a livello di falli commessi, non come il primo tempo in cui il Trem ha arriscato il tiro libero. Un po' di confusione, si riparte con la Rosa che va sul lato corto del rigore, il fallo calcio d'angolo Trem. Il super Poma in questa seconda frazione di gioco condisce per ora il vantaggio dei padroni di casa.
3 punti che per la corsa salvezza sarebbero oro. Ma attenzione al 3M che combatte con le unghie e con i denti fino all'ultimo. La Rosa, Lucchese, Cottone, sulla palla dei neroverdi, si arrabbia la panchina del Ficarazzi, Lucchese appoggia Cottone, eccolo qui, il tocco del numero 10 all'angolino, ha trovato un grande spazio alle spalle della difesa avversaria. Lucchese si è inserito, tocco facile per il rimorchio di Cottone, 5 pari, 7 al termine, una partita infinita. Poma ancora dall'altra parte, non si vuole fermare, il Ruso subito a far ripartire la Rosa, 2 contro 1, la Rosa lo calcia, lo ferma. Ancora un inesauribile Poma che salta in diretto avversario e poi va dentro, ma c'è Cottone, poi Lucchese da ultimo uomo non deve rischiare, va in rimessa laterale, applaudito dalla sua panchina a terra Poma, forse per crampi, forse per stanchezza non ce la fa più Poma, mancano 6:51 alla fine, non ce la fa più Poma, ha fatto una partita insensata, il numero 12 instancabile, sicuramente il giocatore in più in questo Ficarazzi, che probabilmente adesso chiede il cambio per andare a rifiatare, ma è stato fino a questo momento fondamentale. Partita letteralmente senza senso del numero 12, però adesso lascia il campo probabilmente per stanchezza, ha dato tutto, si va a riposare magari per uno sprint finale degli ultimi minuti, potrebbe rientrare. Parisi prende il possesso, Ricotta va a ripartire e la ruba il 10, Zangara ancora Parisi, il 10 Zangara, la Rosa poco da Cottone, velo verso nessuno, ma c'è Virruso che copre, il Chiesa di prima, Ricotta si appoggia, la Rosa, brivido lungo la schiena di Messina, poi uno scontro fra Zangara e Cottone, rimane a terra il difensore del Ficarazzi. Non sappiamo qui perché c'è Chicca, poi c'è Chicca non spende niente. Oh, la cicciata e bomboletta. Si rialza un po' a fatica il numero 4, ha preso un colpo, non abbiamo ben capito la parte di chi. Nel campo entra Crivelli. Gioca corto, Parisi, Crivelli, avanti, Sito Monetero, la Rosa a giocare da Lucchese, ancora la Rosa, puntare Zito, raddoppiato da Calandra, ora Cottone sulla palla di Lucchese, sempre a cercare la Rosa, Cottone, c'è spazio per Lucchese a questo lato e poi in ritardo arriva ora il numero 28 che va dal 27 verso Ricotta, non c'è lo spazio verso il video
5 alla fine. Ricotta accelera dentro, solo esterno della rete. Parisi, Rivello cambia tutto e la tiene. Gira Lucchese dalla Rosa, la giocata sul sito, rimessa e prende Lucchese con spazio, diventa la conclusione, ancora Lucchese sul fondo, dentro il pallone è rimasto in campo, dall'altra parte c'era Cottone, poi la Rosa con spazio, prova con la punta così di Piero Crivello, prova a ripartire Parisi, toccate dura da Ricotta. Direttore di gara. Gioca Crivello. Destro del campo adesso zitto, cerca di centro Parisi. Ora Crivello lungo, pallone imprendibile per Calandra. La Rosa, Cottone, ora il numero 10, gioca bene da La Rosa, raddoppiato, si deve fermare per appoggiare la Lucchese, ancora Cottone da Lucchese. La Rosa, finta di corpo, 2 volte manda al bar zitto e gioca da Cottone. Ancora La Rosa, finta di corpo, La Rosa, sposta 2 volte, sgambettato da Parisi, calcio di punizione prende. Cottone a batterla, no, la vuole battere Virruso ed è questa la notizia. Cottone a coprire la sua porta e Virruso a battere, fa 2-3 passi in avanti Messina per coprire questo destro di Virruso. Tutti invitano Virruso a calciare, però si lamenta per la distanza della barriera. Carica Virruso forte, non ha messo il piede Lucchese che forse non ci ha creduto. Parisi, Rivello, sbaglia veramente la giocata verso Zito, la possesso prende a 4 alla fine, accelera Ricotta, La Rosa, Cottone, non c'è spazio per pungere e allora Ricotta prova a spostare, non è d'accordo con Rivello, ancora Ricotta, ancora Cottone, sempre loro due, La Rosa, Cottone, destro, incrociare, rischio, la deviazione, Cottone, non c'è nulla, Crivello va lungo, da Calandra, il tocco c'è, verso Zito, ma è difficile per il numero 5 gestire questi palloni, difficilissimi da tenere. La Rosa si infila in mezzo a 2 gambe, a 2 giocatori avversari e prende il calcio di punizione. Ammonito intanto anche un dirigente della panchina di Carazzi, adesso va a protestare. L'aveva promesso il direttore di gara già nel primo tempo. Batterà probabilmente Virruso, c'è Runfolo pronto a scaricare una mina, Runfolo sul primo palo a
impostato bene Zito che salva. Gioca proprio il 19. Ottone. Va avanti Lucchese. Gioca il 28 dalla Rosa. Era uscito per far battere la punizione a Rufo. Spazio per Lucchese che prova a mettere dentro la ricotta. Il pallone arriva in qualche modo a Cottone. Doppia deviazione. La Rosa forte. Altissimo. Messina. Livello verticale il pallone. Zito con la piede. 2:30 alla fine. La Rosa c'è poco fiato, molta volontà. Ragazzi, ancora una volta a punire in contropiede, non riesce più a ripartire la squadra di casa, ma attenzione perché è rientrato Poma per questi ultimi 2 minuti. L'avevamo detto, si riposava nello sprint finale il numero 12 e vediamo se ci sarà un possibile contropiede il Ficarazzi su qualche palla persa del Trem, che sono state tante quest'oggi, come sono state tante le conclusioni di Ricotta, che ancora una volta qui stava per punire. È stretto troppo però sul primo palo e poi è stato fallo su Scalavino che batte subito. Poma sposta, messo giù da Lucchese e punizione al limite dell'area per il Ficarazzi a 1 minuto e 57 alla fine. Attenzione perché può risultare importantissimo per la squadra di casa. Che ha bisogno proprio di questo. Si rialza a fatica Poma, guarda caso se l'è guardata lui questa punizione, ha preso un bel colpo il numero 12, si rialza a fatica, colpo bello forte, quello preso dall'attaccante del Ficarazzi e c'è Scalavino sul pallone. Conta i passi il numero 6, gli suggerisce qualcosa a Crivello. Pericolosissima questa punizione per Virruso e compagni. Vediamo se farà qualche passo in avanti il portiere del Trem. Parte Scalavino, colpito in pieno Cottone, posizionato lì apposta dal suo portiere che lo va a ringraziare. Tutto in bilico. Può succedere ancora di tutto in questo match infinito. Secondo palo con la testa Crivello, troppo facile, riparte il Trem, lungo il pallone e Ricotta taglia fuori di Scalavino. E altro possesso Ficarazzi, fare il 6. Crivello avanti il pallone, Poma stava quasi per passare di nuovo su Lucchese. Cottone, Lucchese gira Ricotta, avanza il 27, allarga dalla Rosa che accelera, palo pieno sulla risposta di Messina e brivido lungo la schiena del Ficarazzi. Intanto è ripartito Virruso punta ancora col gambone. Messina doppio super intervento del numero 30 a salvare il Ficarazzi dal 6-5. La Rosa punta, sposta, non molla Parisi, l'ultimo a mollare dei suoi, poi Cottone non si intende con Rufolo, imbestialito mister Giacalone. Scalavino, Crivello, meno di 1 minuto alla fine, 52 secondi. In questo spazio di tempo, nella prima frazione, ci sono stati 2 gol. È difficile da credere. Dall'altro lato Scalavino lancia e sbaglia tutto. Rimessa delle Trem. Ultime preghiere per gli ospiti che vogliono andarsi a prendere 3 punti col palo preso all'ultimo minuto di gioco
gioco dalla Rosa dopo la direzione di Messina. Cottone, Ruffolo, destro, ancora ad incrociare, il pallone esce, 38 secondi, non c'è deviazione, non c'è calcio d'angolo, l'ultimo pallone è del Figarazzi. Crivello manda avanti più lontano che può, rischio grandissimo per Virruso che comunque tiene la Rosa a ripartire, 25 secondi, Ruffolo dentro, la Rosa sposta, Cottone, esterno della rete, urlo in gola strozzato per i neroverdi. 18 secondi, Poma prova a spostare, Lucchese ruba, Scalavino, Poma, tocco verso Scalavino, quasi ripartiva ancora il Figarazzi, riparte invece la Rosa con la suola, la Rosa giocata dentro, Cottone, tocco, Ruffolo a 5 secondi dalla fine mette fuori il numero 19, poi Virruso, uscita killer su Poma, che rischio per il numero 2, mamma mia, ma cosa ha sbagliato Ruffolo? Cosa ha sbagliato Ruffolo a 5 secondi dalla fine? Brivido per entrambe le panchine. Mamma mia, un secondo alla fine, Virruso gioca più lungo che può, troppo lungo, finisce qui una partita infinita e bellissima. 5-5 tra Figarazzi e Trembe, e forse è giusto così per le prestazioni che hanno offerto queste due squadre, un punto che comunque può essere utile per la lotta salvezza del Figarazzi che sale a 14 punti, Trembe che però rimane a 43 e si allontanano forse un po' di più Atletico e Palermo Calcio a 5. Un saluto da parte di Davide Sgroi e Sportissimo.